Vi ricordate qualche settimana fa l'incontro con il presidente Zaia? Questo incontro, molti dicono che incontrare le istituzioni, sollecitarle, non serve a nulla. E invece Mario che cosa ha prodotto questo incontro? Ha prodotto questa cosa qui, vedete? Regione Veneto, e questa è la firma del presidente Zaia. Ve ne leggo uno stralcio di questa lettera. Da amministratore di una regione che ha sperimentato in prima persona il crollo dei principali istituti di credito operanti sul territorio, sono conscio della portata sistemica che i crack bancari comportino non solo al tessuto imprenditoriale, ma anche a tanti privati cittadini, assumendo i contorni di una tragedia sociale. E poi continua. A tal proposito avverto l'opportunità di segnalare come siano pervenute all'attenzione dello scrivente segnalazioni inerenti al mancato esaurimento del fondo FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, risultando ancora più di 200 milioni di euro. E conclude: la distribuzione di queste ulteriori risorse sul territorio fino al loro esaurimento, così come previsto dalla normativa istitutiva del FIR, costituirebbe dunque una importante misura e una significativa attestazione di presenza e sensibilità dello Stato a tutela dei cittadini. Molte associazioni che cosa hanno fatto? Si sono accontentate, hanno detto che si poteva prendere il 30%, poi vabbè è arrivato dopo migliaio di messi in mora che abbiamo fatto l'anno scorso questo ulteriore 10%, noi non abbiamo intenzione di accontentarci e anzi vi chiedo, ti chiedo, adesso sentiamo Luigi, se abbiamo ragione noi o ha ragione la dottoressa Gabanelli. Te la ricordi la dottoressa Gabanelli? Sì, come avete capito, come ha appena letto Mario la lettera del Presidente, stiamo parlando di Fondo Indennizzo Risparmiatori, banche venete, delle banche liquidate forzatamente dallo Stato. Su questa lettera la parte fondamentale che il Presidente, che ringraziamo per la sensibilità e per la lettera che è stata indirizzata al MEF, la parte fondamentale di Zaia, del Presidente, a nostro avviso, è la distribuzione di queste ulteriori risorse sul territorio fino al loro esaurimento, che è la stessa cosa che noi predichiamo da quando la legge FIR l'abbiamo voluta, cioè che quel 1.500 rotti milioni deve andare tutta nel territorio, perché come dice anche la lettera di Zaia, è necessario per ristabilire una equità all'interno di un sistema che si è rotto per volontà del governo di allora, che ha forzatamente liquidato i due istituti veneti, forzatamente. Poi andate a vedere i nostri video vecchi e vi spieghiamo tutto quello che è successo all'interno delle vicende delle banche venete. Ma arriviamo ad oggi. Perché Mario dice giustamente se abbiamo ragione noi o la Gabanelli? Perché al di là che molte associazioni si sono accontentate e hanno preso tutto come un regalo, noi che siamo una delle poche associazioni di volontari e solo di risparmiatori, riteniamo che tutti i soldi devono arrivare nel territorio, non come dice o sostiene la dottoressa Gabanelli in un servizio sul data room andato in onda qualche settimana fa, dove diceva che questi 200 milioni possono anche non essere ridistribuiti e magari servire a qualcos'altro e a qualcun altro. Ma cara dottoressa Gabanelli, il presidente Zaia è un presidente equilibrato e ben voluto. Lui ritiene che sia necessario dare atto fino in fondo, perché lui sul territorio come noi ci sta, dare atto fino in fondo a questa norma e a questa normativa e a questa ridistribuzione. Io non ho capito ancora su quale parametri lei si basi per poter dire che invece che noi abbiamo preso abbastanza e che questi soldi devono andare da qualche altra parte, perché veda, è come un po' con le alluvioni che stanno succedendo in questi giorni, che sono successe anche tempo fa, è come un po' promettere dei soldi alla gente, stanziarli a un territorio, a delle famiglie, come è successo qua in Veneto, oltre 200.000 famiglie coinvolte. Bene, quando al momento che hanno spalato il fango, arrivano gli angeli del fango, si spala il fango e allora cosa succede? Lo Stato a quel punto cosa deve dire? Noi i soldi non ve li diamo più perché qualcuno è arrivato e ha spalato il fango. Il problema, tolto il fango, finito il problema? No, cara dottoressa Gabanelli, non è così che funziona per noi. La nostra linea è completamente diversa, è esattamente quella riportata all'interno della lettera del nostro Presidente, che ringraziamo fortemente, e vi chiediamo a voi da che parte state.
State dalla parte di questa lettera e quindi di quella che è la nostra battaglia, la ridistribuzione totale, o come la Gabanelli, perché visto che sono avanzati 200 milioni non diamo atto completamente alla norma e quindi diamoli da qualche altra parte? Perché guardate che questo è un pericoloso precedente. Se accettiamo questo da noi, poi succederà nelle prossime alluvioni, nelle prossime frane, nelle prossime esondazioni. Quindi a voi la parola, condividete se la pensate come noi, oppure scriveteci sotto come la pensate. Grazie mille a tutti, questi i nostri numeri, condividete, grazie Mario e alla prossima.